Una buonasera, eccoci con voi, una nuova puntata dello Scrigno. Vi chiedo scusa per questo abbassamento di voce, ma risalirà prima o poi. Non si è mai abbassata la vostra attenzione nei confronti di questa trasmissione che ho il piacere di condurre da oltre 15 anni. Sapete quanto amo il Friuli e quanto amo le tradizioni popolari. Fra 2 giorni si celebra San Martino, quindi un santo con particolare vocazione, dedizione nei confronti del mondo agricolo, perché come sapete nelle parrocchie di fatto questo è un santo che celebra la festa del ringraziamento. Alla mia sinistra Vanessa Orlando, che è un funzionario di Coldiretti FVG. Buonasera Vanessa. Buonasera, buonasera. Allora, la ringrazio anche perché abbiamo assieme a lei deciso di realizzare questa puntata, e Coldiretti ha suggerito l'azienda di Bertolini Luisella, Pozzecco di Bertiolo. Siamo nel cuore del Medio Friuli, nel cuore delle campagne friulane, dove anche qui e come si celebra San Martino. Che valore ha per voi questa ricorrenza? Un valore enorme perché appunto celebra l'annata agricola e quindi si ringrazia per quello che è stato l'anno culturale e quello che è la produttività delle aziende. È un sentimento molto forte quello degli agricoltori nei confronti della festa del ringraziamento, chiaramente, che parla appunto di un'annata rurale che deve portare i suoi frutti, e si ringrazia per questi frutti e quindi anche appunto per poi il pane quotidiano sostanzialmente. Ecco Vanessa, è una ricorrenza sentita da chi ormai ha compiuto gli anta e oltre. Come si spiega ai più giovani? Si spiega normalmente perché in agricoltura le tradizioni vengono mantenute. Quello che c'è di bello è che nelle famiglie rurali queste tradizioni si tramandano da padre in figlio, quindi anche le generazioni dei più giovani, che sembrano magari quelle distanti da certe tradizioni, invece nel mondo rurale sussistono ancora e vengono ancora festeggiate, mantenute e condivise. Ecco, diciamo che l'agricoltura in Friuli Venezia Giulia partecipa come al cosiddetto PIL. Come si fa a mantenerlo tenendo ben fisse anche quelle che sono le tradizioni? Il settore agricolo è un settore molto importante per l'economia ed è un'economia in continuo sviluppo. Sebbene ci siano chiaramente gli alti e i bassi, i momenti difficili, è comunque un settore che cresce perché è fatto di trasformazioni, di multifunzionalità. Le aziende agricole non sono più quelle di una volta, bensì hanno sviluppato veramente dei settori e degli ambiti del settore agroalimentare che le ha fatte diventare veramente delle imprese di punta. Qui in Friuli Venezia Giulia è un territorio rurale per tradizione, che vede un sacco di aziende sul territorio che hanno sviluppato stabilimenti, microlaboratori di trasformazione, quindi abbiamo una varietà di cibo alla fine, non solo di prodotto agricolo e di materia prima, ma di una serie di alimenti che sono il chilometro zero della nostra regione, che rappresentano una redditività forte per le nostre aziende. Vediamo, e poi ce lo spiegherà Luisella. Questo è uno dei monumenti, no? Di quella che può essere la civiltà contadina. La nostra Beraldo prontamente l'ha ripresa, ma non voglio allargarmi per evitare di dire delle inesattezze. Riconvertirsi in agricoltura è fondamentale, non basta più il cosiddetto seminativo. Assolutamente, è essenziale riconvertirsi, è essenziale diversificare, è essenziale parlare di innovazione, tecnologia, è essenziale parlare di web, quindi adesso l'agricoltura naviga in tutti i sensi, parliamo di commercio online di prodotti agroalimentari, parliamo di laboratori che veramente creano eccellenze, quindi la parola chiave è innovare, evolvere, crescere e sviluppare nuovi percorsi fatti di tecnologia, una tecnologia però molto vicina alla terra, chiaramente, molto vicina alla sostenibilità ambientale, molto vicina all'ecologia, quindi parliamo di un'agricoltura che è molto legata alla società, perché cura il territorio e trasforma la materia prima in alimenti e in valore sociale. Le origini di Vanessa Orlando dove portano?
Io sono del comune di Dignano, di Carpacco per l'esattezza, quindi anch'io vengo da un territorio rurale e fin da piccola, insomma, ho vissuto l'agricoltura perché comunque i miei nonni avevano la campagna e quindi so da vicino cosa vuol dire il sacrificio del lavorare la terra, dell'allevare gli animali, però sento anche forte il sentimento che c'è in tutti, giovani, anziani, delle famiglie rurali rispetto al lavoro che fanno. Ecco, dici Carpacco, poi abbiamo una signora che ho avuto il piacere di non di conoscere, ma di apprezzare quando abbiamo fatto le puntate sulle filande. Di solito il contadino guarda in alto durante l'estate, lì non c'è carenza d'acqua. No, siamo in una zona dove abbiamo il tagliamento, che è la nostra, diciamo, punta di diamante rispetto al territorio. Chiaramente la risorsa idrica è un fattore molto importante per l'agricoltura, al contempo è una risorsa da preservare e quindi il connubio sostenibilità e utilizzo, insomma, della risorsa idrica in agricoltura va mantenuto e quindi con attenzione utilizzare la risorsa idrica per produrre cibo buono. Alla mia destra c'è Luisella Bertolini, che cosa rappresenta per voi? Rappresenta una storica socia di Coldiretti che ha portato avanti l'attività dell'associazione di categoria, ha rappresentato le donne impresa Coldiretti, quindi è un'associata che oltre a essere una grande imprenditrice agricola e ad avere una famiglia rurale di quelle proprio tipiche friulane e che ci ospita qui oggi molto volentieri, è anche un rappresentante di Coldiretti che ha fatto molto per far crescere poi il settore agricolo e il sentimento che c'è dei soci nei confronti poi dell'attività che facciamo istituzionalmente per tutelare il settore agricolo. Vanessa, si dice che la donna tiene su 3, forse 4 angoli della casa. Di fatto voi vi siete spaccate la schiena, e ti parlo anche delle generazioni passate. Sì, se penso alle mie nonne e alle tante donne che ho conosciuto insomma nella mia vita di una volta ma anche di adesso, penso che il ruolo femminile in una famiglia e in un'azienda agricola sia veramente fondamentale, importante, anche perché la donna è quella che porta anche volendo quel po' di creatività, quel po' di spirito di innovazione che spinge un po' poi tutti in famiglia, in azienda a fare il passo avanti. Ecco, adesso andremo da Luisella Bertolini, però con la nostra Beraldo volevo mostrarvi quelle pannocchie. Sono quasi una sorta di crocifissi perché in barba a chi il crocifisso magari vorrebbe staccarlo dai nostri muri e vedete che quelle pannocchie di fatto danno quasi il welcome, il benvenuti in questa casa. Luisella Bertolini, quelli è un grande significato per la vostra storia familiare. Buonasera, sì, questa è una varietà di mais che viene riseminata ogni anno qui da noi per fare la polenta, una polenta profumata, la polenta che attira tutta la famiglia, no? Sulla tavola. E ogni anno appunto è una tradizione riseminarla e appunto noi, oltre che a fare mio papà questa rieste, chiamata Parfurlang, no? La appendiamo anche proprio come dici tu Daniele, veramente è un benvenuto nella nostra famiglia, ecco, è una tradizione che continuiamo ogni anno a fare. Ecco, abbiamo sentito la Orlando per parole di apprezzamento nei tuoi confronti, è una vita che tu navighi in questo mondo, ma ai tuoi figli, nipoti non ne hai, come si spiega questa roba? Ma intanto a raccogliere la mano sono venuti anche i miei figli, quindi già vedono, e l'ha seminata mio figlio proprio, no? Chiaramente con le macchine, col trattore di adesso, però il seme è quello che viene riseminato ogni anno, è quello di una volta e quindi i miei figli hanno capito veramente il senso di questo grano turco, che sembra così banale ma non lo è, insomma, e anche e soprattutto quando lo mangiano qualcosa di tipico, di un prodotto che è prodotto da noi e, anzi qui in famiglia non diciamo chilometro zero, a metro zero.
Senti, da quel portone, quando si rientra, e poi mostreremo anche le campagne a Pozzecco, che pensieri si fanno dopo una giornata passata in mezzo ai campi? Ma siamo stanchi alla sera, però è come si può dire, siamo anche contenti perché lavoriamo all'aria aperta, possiamo dire di aver lavorato, sì, però diciamo con una certa, come si può dire, libertà, una certa, ecco, però anche, soprattutto in questi periodi, questi 2 anni, abbiamo lavorato sempre durante la pandemia perché sapevamo che dovevamo garantire il prodotto sulle tavole del consumatore. Senti, Urbano, Rosanna, sono genitori e sono anche maestri di vita, ma anche maestri di agricoltura, si può dirlo. Sì, beh, dobbiamo dire che la mia azienda è un'azienda alla terza generazione donna. Hanno sempre comandato le donne da noi. Non diciamo così, è una battuta comandare, ma mia nonna ha fatto veramente, ha fondato lei l'azienda, mia mamma e adesso io. E spero che comunque continui. Ecco, comunque la donna ha sempre avuto un ruolo importante qui. Allora noi chiudiamo questa frazione, ma chiudiamo con una buona notizia. Sapete che abbiamo bisogno di buone notizie. Volevamo insomma fare le congratulazioni a Davide Comugnano di San Guarzo, che classe 99, residente a San Leonardo, si è laureato il 13 di ottobre scorso all'Università di Trieste con un buon punteggio e con la tesi su motori elettrici innovativi. Quindi le congratulazioni vanno anche al neolaureato, ma anche ai suoi genitori. Parliamo di motori e il motore delle tradizioni qui con noi va avanti e come, perché fra poco ci sposteremo da quella parte perché si producono i kiwi e sentivamo prima la Orlando dire sì, è fondamentale non fossilizzarsi sui seminativi, bisogna guardare avanti e in agricoltura innovarsi. Quindi andiamo in pubblicità e ci vediamo fra poco. Seconda parte dello scrigno dedicato alla tradizione di San Martino Vescovo. Ricordiamo che è un santo che si celebra a Bertiolo, dove c'è una parrocchia intitolata, ma anche nella zona del Cervignanese, ma anche nella Tisanese. Insomma, San Martino che poi ci spiegherà meglio che ruolo ha avuto nella cristianità Monsignor Brida, che andremo a incontrare a Rivignano, quell'uomo che di fatto tagliava parte del mantello per cederlo a chi ne aveva bisogno. Urbano Bertolini, 84 anni suonati. Certo, Allora, la tua vita nei campi inizia quando? sono nato da ragazzino, già avevo pochi anni, già guidavo i cavalli, no? Ero sempre molto legato, poi dopo, diciamo così, tutti i miei amici sono andati per un mestiere, diciamo così. Mi piaceva il casaro, ho lavorato al casaro lì per 7 anni, poi tutte le latterie, no? Le piccole sono state eliminate, chiuse perché diciamo così è cambiato tutto, no? Urbano, ma E poi quindi io ho sempre avuto passione e ogni anno acquistavo un pezzo di terreno, sono andato avanti così, no? Urbano, ma quindi quando hai cominciato ad andare nei campi con i cavalli? Già in tempo di guerra. Ero già in quella volta che era pericolo lì. Sempre passione, sempre molto legato, diciamo così. Cosa facevi nei campi? Cosa si coltivava? Poca roba all'epoca? No, poca roba. Allora, una volta avevamo nella famiglia, diciamo così, tabacco, era molto lavoro quello, poi mais, frumento, parecchio frumento, e poi erba medica per le bovine, no? E di fatto era una tradizione della nostra famiglia là, e ai tempi, dopo sai con le divisioni come vanno, abbiamo preso dei primi premi, i tori, quando era la rassegna, no? Zootecnica dei tori, e lì è sempre stata, diciamo così, all'apice di tutto. Senti, Come zootecnia. ma quindi si produceva per uso proprio? Il mais veniva usato o veniva venduto? No, si usava proprio, poi si vendeva anche, no?
certo, Serviva specialmente il frumento, no? Andava per la macinazione, il mais quasi quasi andava tutto per la famiglia, per la stalla, insomma, diciamo così. Questa l'hai realizzata tu. Realizzato io. Come si fa? Ho sempre avuto passione. Allora, ho appeso lì un filo di ferro, poi adesso ti faccio vedere. Allora, mentre stai attento, mentre sali su questa scala di legno tipica, io vado da Luisella che di fatto ci dice che cosa fa nella sua azienda. Allora, io ho principalmente seminativo, però ho anche api con vendita diretta del miele in azienda e poi abbiamo anche kiwi. Ecco, senti, ma e quindi quando c'è stata l'evoluzione in azienda? Più di 30 anni fa abbiamo impiantato i primi kiwi, quando avevo appena finito scuola di agraria. E poi abbiamo aumentato i seminativi e abbiamo anche aumentato il numero di alveari in azienda, appunto perché ci servono per impollinare il kiwi. Perché è una passione, diciamo, che mio papà ha sempre avuto le api, ma abbiamo aumentato anche quello, insomma, con la vendita dopo del miele. Ecco, Luisella, dobbiamo dire, quindi ecco, adesso Urbano Bertolini ci ha mostrato come si fa a realizzare, ricordiamo ancora che in friulano si chiama Rieste. la rieste, quindi c'è questa infinità di pannocchie appese. E quando si tira giù questa roba? Adesso, quando sarà asciutta al punto giusto, selezioniamo le pannocchie e le porteremo a macinare in un vecchio mulino qui a Sterpo, appunto per fare la farina di polenta. Hai sempre sognato di fare questo mestiere? Sì, sempre, perché ero sempre sin da piccola, no? Assieme ai miei nonni e ai miei genitori, e quindi è sempre stata una passione che spero di tramandare adesso anche a mio figlio. Che si chiama? Michele. Michele. Urbano, l'opera è fatta. L'opera fatta. Dopo viene fatto tutto a mano, viene pulita la punta, Col sgrignolin. a mano, così. Te lo faccio vedere. Allora me lo fai vedere, perfetto. È il bello della... adesso l'uomo si è scaldato come un diesel. Prima... adesso è partito. Ma com'è la vita di un'azienda a conduzione familiare? I pro e i contro. Diciamo che ogni tanto possiamo dire che ci sono anche degli scontri, anche soprattutto nel senso quando ci sono diverse generazioni, no? Che vogliono portare l'innovazione, che vogliono portare... Però insomma diciamo che i miei genitori mi hanno sempre lasciato un certo spazio, una certa libertà, e quindi quindi è arrivato, È arrivato. È arrivato. E quindi insomma quindi non ho mai avuto questi problemi, insomma, ecco, per portare qualcosa di innovativo. Certamente che le donne, come diceva Vanessa prima, hanno un ruolo determinante nelle aziende. E portano sempre una ventata di novità. Ho visto anche molte colleghe che appunto hanno stravolto le aziende, io dico sempre. Adesso è arrivato e quindi ha estratto, si toglie. Così inizio sopra praticamente. Allora viene pulita così. Poi se c'è qualcuna un po' guasta, diciamo così, viene eliminata, che dopo va come mangiano le galline, diciamo così. E viene curata, fatto così. E poi quello che è bene sana come questo, basta vedere il tutto, è sanissimo, e viene fatto a mano così. Il tutto lo va nel fuoco. Il tutto lo va nel fuoco. Vanno molto bene come accensione, sì. Allora, Berger è con noi, Berger è incuriosito anche lui dai prodotti di madre natura, e noi vorremmo chiudere questa parte, la chiudiamo un po' prima, perché Davide Vicedomini si è recato all'Istituto Tomadini, che tra l'altro celebra un anniversario importante, dove è stata allestita una mostra di due regine delle due ruote, la Vespa da una parte, la Lambretta dall'altra, e quindi Vicedomini ha intervistato due
appassionati nel mentre di questa esposizione, che veramente era un dono per i nostri occhi. Quindi la seconda parte dello scrigno la chiudiamo con questa intervista che Davide ha realizzato, e noi ci vedremo per la terza, perché qui dobbiamo parlare di San Martino e c'è un certo Naschig, c'è un certo Savorgnan, c'è un'Elda che è arrivata, e poi c'è quella signora di Dignano che è di fatto è un pozzo di tradizioni popolari. A tra poco. Carmelo Chiaramida e Luca Pulito, Vespa e Lambretta, due miti intramontabili. Sì, due miti intramontabili, anche due miti a confronto, proprio come si chiama questa manifestazione, la prima nel suo genere, che abbiamo dato vita oggi qui alla Polisportiva Lizzi presso il Tomadini. Che dire, abbiamo cercato di trasportare un po' di sapore dagli anni 40 fino agli anni 2000 per questa occasione. Come sta andando? Tanta affluenza, fin dalle prime ore di stamattina, dalle ore 10 circa, siamo arrivati a circa 300 visitatori, 350, non ce l'aspettavamo, direi, un inizio del genere, siamo molto contenti. Inoltre c'è tutto domani, sempre dalle 10 alle 17, dai, speriamo bene. La Lambretta è ancora un mito che resiste ancora, quanta gente si avvicina a questa passione? Noi contiamo 130 iscritti circa che coprono tutta la provincia, tutta la regione, partiamo dal Pordenone, Udine, compresa Gorizia e Trieste. Abbiamo soci che arrivano anche da fuori provincia, dal Veneto, vicino Veneto, avendo la passione vicino al Veneto, e abbiamo comunque anche soci dall'estero. Pian pianino vedono il mezzo e ricordano che il nonno ce l'aveva, e quindi il ricordo del nonno, del papà, del genitore permette di ritornare a un'antica passione dei nostri genitori, e anche in chiave moderna, quindi riportando o il conservato o il mezzo ristrutturato, o in chiave moderna con qualche piccola modifica e elaborazione. Per quanto riguarda la Vespa, tanti club? Sì, tanti club. Vespa Club Udine ha avuto l'onore di poter onorare questa manifestazione con una serie di modelli che dal 46 fino agli anni 2000 hanno coperto tutta la gamma delle Vespe prodotte, ma anche grazie agli amici. Mi vengono in mente gli amici di Gemona, cari amici dalle parti di San Daniele, Maiano, Palmanova, sono arrivate degli amici da Bologna, da Milano. È un richiamo molto forte, Vespa così come Lambretto, un richiamo molto forte, e vi racconto questo aneddoto della giornata. È stato molto bello perché più volte abbiamo visto dei nonni con dei nipotini, ed è stata una scena, soprattutto dopo questi ultimi 2 anni, un po' bui, no? È molto bella da vivere. Le generazioni si rafforzano, insomma. Sì, ti porta curiosità, come dicevo prima. Poco prima dell'intervista è arrivato un signore che faceva le gare con la sua Lambretta e ha portato, proprio a testimonianza, vedendo sul giornale la presenza della mostra, ha portato le proprie foto da portare a far vedere direttamente a noi organizzatori e con la famiglia di cosa aveva fatto lui in passato alle partecipazioni alle gare in Italia. Quindi una sorta di orgoglio di aver partecipato a far crescere questo mito in comparazione alle attività che faceva anche la Vespa, quindi anche la Lambretta, fare gare di regolarità a suo tempo e portare avanti uno spirito di collaborazione e sportività. Allora, eccoci qua, ci siamo spostati. Alle mie spalle, cara Martina, c'è altro prodotto della fatica degli agricoltori, ovvero sia le patate. Siamo sempre nell'azienda Bertolini. Questa signora si chiama? Nella Costantini Bonutto. Allora, dicevo prima che ci siamo rivisti per parlare di filande, Sì. però vorrei fare una menzione, un ricordo a un angelo che ci guarda dall'alto, che è volato via 4 anni fa. Sì, sì, che si chiama Sonia Bonutto, che era un'insegnante che aveva la passione di scrivere i libri per bambini. Questi libri, tutti quelli che ha fatto, sono stati tutti premiati. L'ultimo ha preso al Caffè degli Artisti a Roma, l'ultimo premio, che sono 3 settimane circa,
e non abbiamo potuto andarlo a prendere per colpa della pandemia, ma che comunque la cosa più bella e più importante che è stata il giorno del suo 50° compleanno, che a Gorizia hanno fatto una giornata tutta per lei, perché al Burlo di Trieste è stato esposto il libro Profumo di mamma, tutte le pagine sono state fatte dei cartelloni di 1 per 1,60 e esposti al Burlo di Trieste. Ecco, tu parli di tua figlia sempre al presente e questa cosa mi piace perché non dobbiamo parlare al passato, perché lei è qui. È qui, sì. Lei è con noi, con i suoi figli e con i suoi bambini della scuola, perché li ha amati talmente tanto che sono presenti nel cuore di questi ragazzi. Io che sto per disfare la mia casa ho trovato dei disegni dei suoi bambini quando lavorava a Udine al Sgrosoppi, dalla prima alla quinta elementare, e ci sono delle cose bellissime sopra che meriterebbero fate un album, perché i bambini le scrivevano e le dicevano, per esempio, vai a prendere un tè che così ti ricordi di me. E tutte queste cose, queste poesie. Poi ce n'è uno in America che quando ha avuto il primo figlio, che è un uomo di 2 metri, gli ha mandato la foto col bambino nella mano. Vedi maestra cosa sono stato capace di fare? Tutti la ricordavano prima, ma anche oggi. Ecco, allora noi possiamo uscire, Nella, e io dico sempre che chi è nonna è madre 2 volte. Mi piace ribadire questo concetto, ma l'agricoltura di una volta, spiegata ai tuoi nipoti, come la racconteresti? La racconto non con nostalgia, perché in realtà io non sarei mai stata una coltivatrice. La mia famiglia proviene da artigiani, ma anche da coltivatori diretti molto grandi, diciamo, che a Dignano hanno fatto la storia. Hanno fatto la storia come coltivatori, ma anche come artigiani. Le nostre chiese sono state costruite con il loro contributo. E quindi è una storia tutta nostra che parte da molto lontano, e io partirei veramente da più lontano. Il nostro San Martino è a Dignano, diciamo, almeno dal 1000, da quando è costruita la nostra pieve. Prima la chiesa non era una chiesa, era un posto di passaggio dove da Aquilei andavano nel Nordico, e lì era un posto dove veramente si fermavano per una notte, un giorno, quello che poi serviva per andare oltre più lontano. E direi che nel 1300, quando è passato Beltrando, sicuramente anche lui è fermato lì, perché poi ha passato il tagliamento e è andato a morire a Provesano, lo sappiamo. Senti Nella, insomma, agricoltura e religione camminano assieme. Questo è un concetto che si perde nella notte dei tempi. Sì. Infatti questa chiesa non è che è stata molto usata, diciamo, è stata usata fino a che è stata costruita la pieve, dopodiché lì sono rimasti solo le testimonianze delle case che c'erano, che si chiamano chiasai. Dopodiché si sono spostati nella pieve e poi finalmente, dopo 2 volte che il tagliamento ha portato via Dignano, si sono fermati a Dignano. Però San Martino è rimasto comunque già da quei tempi il protettore dell'agricoltura, perché prende 3 comuni, Flaibano, Coseano e Dignano. Quindi la gente si coinvolgeva proprio lì e andavano a pregarlo come il santo protettore degli agricoltori. Allora, io ti chiedo alla nostra Martina di inquadrare quei campi e ringrazio pubblicamente Vanessa Orlando, alla quale ho detto porta delle esperienze che non siano solo quelle della zona del Bertiolese, e quindi diciamo che tu sei un valore aggiunto. Guardando quella superficie verde, quel quadro che anche Otto D'Angelo ha dipinto più volte, per esempio pensando ai Sways, dove le mucche andavano ad abbeverarsi e le donne andavano a lavare la biancheria, che pensieri fai? Faccio i pensieri e vedo delle donne con la schiena curva che lavorano e che hanno fatto grande non solo l'agricoltura, hanno fatto grande le famiglie degli agricoltori, e anche se a quei tempi le donne non valevano niente, erano comunque che tenevano su i 3 cantons di una chiesa. E quindi silenziosamente e senza essere messe né in mostra né ringraziate né diciamo niente, hanno veramente portato ai nostri tempi, e qui mi collego alla nostra direttrice, che
siamo diventati quelli che siamo oggi. Abbiamo fatto una grande crescita in agricoltura e con l'agricoltura. E non posso fare a meno di nominare la Maria Piccoli, che tutti sappiamo chi era, e che ci ha dato una mano ma forte, e che ci ha dato il coraggio di prendere coscienza chi siamo, cosa sappiamo fare e quanto valiamo. Questo è quello che lei ci ha insegnato e noi l'abbiamo fatto. Siamo cresciuti, seppur lentamente, però abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo dati oltre 40 anni fa. E se il Friuli è quello che è perché noi siamo gente speciale. È vero che siamo gente speciale. Hai voglia, addirittura, mentre tu parlavi, Berger è andato vicino alla Beraldo quando tu dicevi queste robe e l'ha baciata, le ha dato una leccata sulla rotula e lei stava riprendendo, quasi quasi mi stava per dire: Paroni, metto giù la telecamera perché mi devo occupare di Berger. E Berger adesso è andato nella zona di Angelo Nascic. Senti, quindi abbiamo fatto dei passi avanti. Sì, li abbiamo fatti. E se ci confrontiamo con il resto dell'Italia, io che ho fatto Roma diverse volte con la Rosa Medeossi e anche solo da sola, partire alle 4 del mattino e tornare a mezzanotte passa, no? Per un incontro che però valeva la pena, perché veramente erano le persone migliori, quelli che ci hanno fatto crescere e che i confronti erano veramente importantissimi. L'Italia è a 2 velocità e lo è anche adesso, ma noi possiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto tramite la Coldiretti, perché loro ci hanno sempre sostenuto e noi donne, oggi come oggi, le amicizie che abbiamo fatto negli anni, io parlo degli anni 70 perché prima ho fatto 10 anni di estero, sono come se fossimo ancora dei parenti e noi che parliamo di noi, parliamo di agricoltura, parliamo di crescita, parliamo di quello che sarà il futuro dell'agricoltura, che però è partito dalla storia. Grazie Nella, noi adesso ci fermiamo 2 secondi, il tempo di spostarci da quella parte perché voglio trovare Nascic e un altro specialista in agricoltura. Ecco, e come promesso lo troviamo, lo riconoscerete di sicuro perché quando nella situazione pre-pandemia facevamo lo scrigno al chiuso, Angelo Nascic di Corno di Rosazzo c'era molto spesso. Senti, anche tu porti al collo questo collare, che cosa rappresenta? Rappresenta la Coldiretti, no? Io è la prima volta che lo metto, allora non sai neanche, è un emblema che la Coldiretti fa la sua propaganda con chi scolare. Senti Angelo, quanti anni hai tu? 82. Dobbiamo dire che hai avuto il Covid? Ho avuto il Covid un anno fa, sì. E ti ha lasciato qualche conseguenza? Mi ha lasciato le gambe che non mi posso camminare come camminavo. Sì, non è una semplice influenza, le Aldi Plui, no? Aldi Plui, sì. In ogni mute si incà. Contale. A contare, sì. Senti Angelo, e invece a Corno di Rosazzo, San Martino, la festa del ringraziamento, l'agricoltura come si viveva? Si è sempre vivuto col pensiero del ringraziamento, finita la nade e facevano il ringraziamento tutti i contadini, tutti gli affittuari. Si leva a fare la messe, dopo la messe facevano un bel pranzo tutti insieme e lì si contavano ognuno la sua storia. Siamo qui là della nada, siamo là il mese dal vin e si leva davanti bene, ecco. Senti Angelo, funzionava tutto all'epoca o cosa non funzionava? E ha sempre funzionato a mesi le robe, non sono sempre stati il 100%, però si era contenti. Ecco, quando arrivava San Martino, ognuno aveva sul granar la blave, ta cantina il vin, ta stale e le bevunde ben, e erano contenti, ecco. Senti, ma sotto la lobby, comunque sotto la loggia, c'è attrezzi erino? Sotto la lobby si metteva prima tutto il foraggio, dopo erano i balis di stran che si aveva battuto il forbent,
e talmente si metteva gli attrezzi, il chiaro, le robe che occorrevano più in giornate. Tal'obbia stava di dotto, anche si faceva ultimamente, quando è venuta la macchina, si metteva anche la macchina, tal'obbia. Senti, ma una volta si rideva di più, si era più contenti? Allora, si era più contenti in maniera che non si sapeva dove che si sa come si sa massa, perché un minuto che succede in una banda, un minuto dopo lasciamo. E quella era una contentezza più bella, più genuina, perché arrivava più tardi e dicevano ormai è stata. È stata una roba veloce, specialmente gli ultimi anni, non si sapeva dove arrivare, perché la contentezza è leve. Contenti, e dicevano pure che si stava meglio quando si stava più. No? Su questa riflessione si stava meglio quando si stava peggio. Chiudiamo, cara Beraldo, questa terza parte dello scrigno e poi troviamo un altro senatore, tra virgolette, dell'agricoltura friulana, ovvero sia un uomo che ha origini carniche, sapete quanto voglio bene anche a quelle zone, ma che di fatto, ma ce lo dirà lui dopo, è sceso in pianura, o meglio a Santa Maria la Longa. E vedete quante sensibilità in questa puntata, quante località, quanti territori stiamo toccando. A tra poco. Quarta parte dello scrigno, vedo oltre la nostra Martina che ci ha raggiunto Dante Savognan, fra poco lo intervisteremo anche perché anche lui ha avuto un ruolo in agricoltura, quindi vogliamo raccontare anche la sua esperienza. Alla mia sinistra c'è Anna di cognome Tosoni e mi piace presentarvela perché di fatto è la persona che per chi va al mercato di Campagna Amica in piazzale Chiavris, zona piazzale Chiavris, trova questo volto. Quanto è importante la comunicazione per Coldiretti? Beh, è assolutamente importante per far arrivare i valori che sosteniamo e che promuoviamo anche alle persone che magari concretamente non conoscono le nostre realtà al coperto, nel caso del mercato coperto, o comunque all'esterno nei casi dei mercati di piazza. Quindi soprattutto oggi è fondamentale essere presenti e comunque cercare di comunicare quelli che sono i nostri valori attraverso i nostri canali. Senti Anna, questi sono i prodotti della terra, di fatto, magari anche facendo delle battute, chi vive nella profonda pianura friulana dice sì, la merce arriva agli udinesi, questi arrivano, va nella cassetta, scelgono e tagliano l'angolo, ma viene spiegata la fatica che c'è dietro questi prodotti? Assolutamente sì, viene spiegata, nei nostri mercati c'è assolutamente un rapporto diretto del consumatore con i produttori, ormai la gran parte sono clienti affezionati che si confrontano, i produttori sanno che cosa il singolo consumatore cerca e comunque è evidente la qualità, la freschezza che non può essere altro che il frutto della fatica, dell'impegno e della dedizione che i nostri produttori mettono ogni giorno per coltivare il loro campi o per allevare i loro animali o per produrre appunto tutti i prodotti che il consumatore trova ogni giorno sui banchi dei nostri mercati. Grazie Anna e a presto. E sullo sfondo sentite il rumore di un trattore che evidentemente è al rientro dalla mattinata passata in campagna e vedete la legna perché comincia a far freddo e quindi si comincia a far provviste anche di quel prodotto che Madre Natura ci offre. Dicevo prima di un altro, tra virgolette, senatore della agricoltura friulana, saluto Renato Gortani, che di fatto abita a Santa Maria la Longa, ma le tue origini dove portano? Le mie origini portano nel comune di Arta, esattamente a Cabbia, e da famiglia di agricoltori, anzi direi di allevatori, perché la mia famiglia è una famiglia di allevatori sia in montagna sia adesso in pianura
quindi a Santa Maria la Longa. Senti Renato, perché c'è stato questo passaggio dalla Carnia alla Bassa Friulana? A dire la verità, l'azienda della Bassa Friulana già era stata acquistata dai miei nonni con i risparmi che facevano in Carnia, quindi con le frutta, con il formaggio e con il bosco avevano l'accuratezza di comprarsi il campo nella Bassa Friulana in modo da avere le provviste di mais e di frumento, anche soprattutto, avevano le provviste per mangiare anche in tempi difficili come erano quelli della guerra o anche comunque all'inizio del secolo scorso. Senti, quando hai cominciato a muovere i primi passi in stalla al pascolo? A dire la verità, in Malga già a 5 anni ero con mio papà, quindi poi naturalmente sono sempre stato allevatore, anche se ho avuto dei momenti o comunque ho avuto periodi in cui ero impegnato un po' nel sociale, sia nei coltivatori diretti sia nell'associazione allevatori. Però la mattina mi sono sempre alzato a mungere, ecco. Ecco, questa frase importante, quindi lì non esisteva Natale e Pasqua. Ma non mi è mai pesato, perché la passione non fa pesare il lavoro, almeno a me è così. Naturalmente non c'era Natale, non c'era Pasqua, però lo si faceva molto, molto volentieri, ecco, perché quando uno è appassionato lo fa tranquillamente. Senti, Renato, il fatto di avere nel pedigree sangue e soprattutto nel pedigree la Carnia, che cosa vuol dire? La Carnia non riesci a dimenticarla. Naturalmente io sono venuto in pianura per una serie di vicissitudini che è inutile che venga neanche a spiegarle, ma però la montagna mi è sempre rimasta, tant'è vero che a un certo momento ho sentito la necessità di ritornare in Carnia e affittando una malga d'estate passo la stagione in malga con il bestiame. In che zona? Nella zona dello Zoncolan, nel Malga Pozov. I tre fratelli che insomma di fatto l'hanno realizzata. Hanno realizzato la malga e che comunque continuano ad avere un rapporto verso l'ambiente, un buon rapporto, ecco, diciamo. Senti, quanti anni hai, Renato? Io ho 73 anni, 74 a dire la verità. E quindi quando pensi di riposarti un po'? Ma non ne sento la necessità finché posso. Certo non si può pretendere di lavorare come si lavorava a 20 anni, ma a un certo momento uno si crea l'abitudine e quindi lo faccio volentieri. Che valori hai trasmesso ai tuoi figli? Ma il valore dovrebbero essere loro a dirlo. Certo è che si sono appassionati, continuano l'attività, anche ora che io in pratica l'ho abbandonata perché gli do un aiuto e basta, ma certamente bisogna saper fermarsi e lasciare che a gestire siano i giovani. Ecco, allora io chiedo a Dante Savorgnan, che è in buona compagnia di Berger, che di fatto ci ha dato il benvenuto a tutti. Ringrazio Renato Gortani che appunto ci diceva le sue origini portano ad Arta Terme, ma ora opera nella zona di Santa Maria la Longa, anche se di fatto, come avete sentito, la Carnia col cavolo che l'ha mollata ed è ritornato in zona Zoncolan, Malga Pozov, che vi invito, vi suggerisco di andare a visitare. Io l'ho visitata un mese e mezzo fa e devo dire mi ha lasciato il segno. Dante Savorgnan, parlavo con Gortani e vedevo quei tubi
appoggiati a quel muro di cemento, e poi c'è quella forca che di fatto qualche volta serve a muovere il materiale che poi serve per concimare anche i nostri campi o anche le balle di fieno. Quello sono attrezzi ancora attuali. Certamente, anzi sono il segno, sono la testimonianza dell'agricoltura moderna. Una volta quegli irrigatori lì non c'erano, no? Adesso l'irrigazione è passata da scorrimento, è passata sì, con questi, viene intubata sotterranea. Poi ci sono questi irrigatori che appunto irrigano il terreno. Quindi diciamo così c'è stata una evoluzione nell'agricoltura grazie a una meccanizzazione spinta, e uno dei primi, più importanti effetti è quello di un impiego di manodopera decisamente inferiore. Se vado indietro con gli anni, quando l'agricoltura richiedeva molta manodopera, no? E proprio la data di San Martino, la festa di San Martino, segnava tra l'altro, tra le varie cose, non solo la fine dell'annata agraria, ma segnava anche il passaggio dei coloni che lasciavano una proprietà e andavano ad un'altra. No, questi coloni caricavano sui carri tutti i loro averi, i bambini eccetera, e si trasferivano in un'altra proprietà. Quindi era un momento anche doloroso da un certo punto di vista, perché si abbandonavano consuetudini, conoscenze, rapporti personali per trasferirsi anche a distanza, e noi in Friuli possiamo, proprio nel Medio Friuli, ricordare quante famiglie, tante famiglie che venivano del Veneto, i Piavos, dicevo, cioè dalle zone del Piave, venivano qua per lavorare il terreno, lavorare i terreni delle aziende cosiddette capitalistiche. E la data poi la ricorrenza di San Martino, come ho detto un momento fa, segnava anche l'inizio dell'annata agraria, no? Cioè l'annata agraria non comincia col 1° di gennaio oppure l'anno giudiziario, che è anche quello una data, o l'anno scolastico eccetera. E l'annata agraria terminava col 10 di novembre, e l'11 segnava l'inizio. E in friulano, per dire l'autunno, che è la stagione che noi viviamo adesso, si chiamava Siarade, no? E stava proprio a significare che si chiudeva il ciclo agrario, il ciclo dei lavori. Dante Savognan rimane ancora con me perché ho ancora 2 domande. La nostra Beraldo ha catturato ancora una volta quelli che sono gli strumenti per irrigare le nostre campagne. Andiamo in pubblicità, ripartiamo da qui con la quinta parte dello Scrigno. Quinta parte dello Scrigno, grazie, e lo sapete che lo faccio da quando ho iniziato la mia avventura a Telefriuli, le persone che lavorano con me, e nella fattispecie Martina Beraldo, che è quella che fa la fatica maggiore. Dante nella pausa pubblicitaria le ha chiesto: ma non ti pesa quella roba? E la Beraldo così rimane a futura memoria. Ha detto assolutamente no, grazie Martina. Quanto sono tutelati gli agricoltori, Dante? Direi che è una categoria decisamente tutelata, direi, a partire dall'Unione Europea. Diciamo a questo proposito proprio che la politica agraria comune è stata la prima delle politiche conseguenti alla Costituzione dell'Unione Europea. No, quindi è partita già nel 1958 in pratica, no? Era il famoso piano Mansholt per la ristrutturazione, per il rafforzamento strutturale delle aziende, poi si è evoluta eccetera. È tutelata perché poi l'Europa si preoccupa di integrare il reddito degli agricoltori con la cosiddetta PAC, no? Che ancora percepiscono, anche se adesso è destinata un po' a diminuire, perché con l'allargamento le esigenze sono aumentate anche di altri settori, però continua, diciamo così, e a essere aiutata, a essere sostenuta l'agricoltura, perché viene
è riconosciuto il ruolo di primario, no? L'agricoltura è il settore primario perché garantisce l'alimentazione e i beni alimentari. Poi c'è tutta la regolamentazione dei mercati agricoli e quindi le varie OCM, che sono le organizzazioni comuni di mercato, e riguardano ad esempio il vino, che è regolamentato, ma anche il latte, insomma tutte le produzioni sono regolamentate in più o meno misura. E anche poi a livello nazionale dobbiamo dire che, derivando un po' dalla legislazione nazionale, viene integrata poi con i provvedimenti a livello nazionale. Se vogliamo fare un accenno anche alla politica fiscale, no? Dobbiamo dire che gli agricoltori sono agevolati per quello che riguarda le tasse che pagano, perché fanno riferimento ancora al reddito domenicale, al reddito agrario, e conseguentemente poi anche altri provvedimenti quando costruiscono in zona agricola che non pagano la Bucalossi, eccetera. Comunque c'è una serie di provvidenze di cui loro beneficiano perché è ritenuto un settore strategico, ecco, nello sviluppo della società. Dante, grazie, Dante Savorgnan. Voglio ringraziare anche Di Pertoldi, il sindaco di Lestizza, perché di fatto proprio per portare più territori possibili, proprio con il sindaco di Lestizza, Pertoldi, avevo chiesto un suggerimento, il primo nome e cognome è stato proprio Dante Savorgnan. Grazie per i tuoi concetti e per i tuoi ricordi, buon lavoro. Grazie, grazie anche a voi, complimenti. Noi adesso ci spostiamo, torniamo vicino a quelle pannocchie, perché ci sono altre testimonianze da raccogliere. Eccoci qui, allora siamo nel bel mezzo della quinta parte dello Scrigno. Nella, allora, torniamo indietro negli anni. Quali erano, diciamo, i riti all'epoca di San Martino? C'erano delle frasi che si dicevano? Certo, erano dei riti e delle frasi che si faceva in primavera con le rogazioni, che si partiva dalla pieve, si faceva tutti i crocicchi delle strade e il prete pregava, noi andavamo in ginocchio, noi ragazzi, no? C'era uno che portava la croce e poi si finiva a Cocli, si faceva la messa e si tornava a casa e i ragazzi erano molto dispettosi, le uova che trovavano nei nidi erano tutte nella schiena del prete. Chi arrivava poi in chiesa... Lei sa che ho una certa passione, sono un prete mancato, poi per fortuna che non l'ho fatto perché avrei fatto sicuramente dei danni. Cioè, in che senso le uova nella schiena? Ah, per simpatia. Ah, scaraventavano le uova. Scaraventavano le uova. Poi chi portava la croce era un bambino piccolo. E quando erano vicini alla chiesa, il grande andava lì e diceva: dammi la croce, che in me. No, diceva che l'altro, lei portava tutto il team e me la tengo in inglese perché il prete dava il soldino, no? E il grande insisteva e lui gli ha detto: ah, sì, ma se non tu vas via ti do io una crociata per il chiaf che ti lasci secco. Ed è arrivato in chiesa. Questa era una, ma l'altra era che quando noi andavamo a raccogliere il mais di questa stagione, i nostri genitori ci dicevano: andate dentro a San Martino, che era la chiesetta, che lì state più caldi. Quando abbiamo finito di prendere sul mais, li prendiamo e li portiamo a casa. E salivamo sulle pannocchie che portavano a casa e passavamo davanti alla chiesa e si diceva: San Martin mi tenta, chi fagi la polenta, chi fagi la fertà e contenti la mecanà. Che lì era la preghiera di San Martin Pardignan. Si arrivava a chiesa un'ora dopo e si spiava il fo, si faceva la polenta e si faceva la fertà. Nella, chiudiamo con te, la ricordiamo, come si chiama quell'angioletto che abbiamo là sopra? Sì, quell'angioletto che abbiamo là sopra, cosa posso dire? Come si chiamava? Sonia Bonutto. Ecco, quindi Sonia Bonutto con la mamma, tu che ci guardi da là, organizzeremo qualcosa sul tuo libro, magari sulle storie che si raccontavano una volta, i giochi di una volta, e magari mostriamo la copertina della tua amata figlia. Mi farebbe tanto piacere. È già fatto. Considero l'ho già fatto. Grazie. Allora, a proposito di... allora, non la vedete, ma è tra noi, la Patrizia Puppo, che evidentemente chissà cosa starà facendo, ma la Puppo non si vede. Poi c'è il segretario di zona, che
non lo facciamo parlare perché io non voglio, mi ha detto che ha parlato là Orlando. Chi è quell'uomo lì? Franco Comuzzi, segretario di zona storico di Coldiretti. Fa il timido, ma non lo è. Comunque salutiamo Comuzzi, se vuoi farmi un accenno con la manina, perfetto. Benissimo, quindi fino lì ci siamo. Beraldo, l'abbiamo immortalato sto momento? Sì. Dobbiamo ricordare anche che cosa succede nella Basilica di Santa Maria delle Grazie. Di solito storicamente Coldiretti celebra lì il momento di preghiera. Sì, quest'anno cambiamo e siamo al Duomo di Udine con tanto di esposizione e benedizione dei trattori nel piazzale del Duomo il 13 di novembre. La messa del ringraziamento insomma è un momento sempre molto sentito dai soci Coldiretti e dalla Coldiretti. Ecco, mi suggerivi prima, perché non è farina, proprio che siamo in argomento del mio sacco, i vostri sono preti, ne dobbiamo ricordare uno che è andato avanti. Sì, abbiamo un caro consulente ecclesiastico che ci ha lasciati questa primavera, Don Paolo Bonetti, che era una nostra guida spirituale a livello nazionale ma anche locale. Lui aveva la parrocchia a Gorizia ed era veramente una cara persona per Coldiretti e lo ricordiamo molto volentieri. Ecco, invece, padre, così cavalchiamo l'attualità, Don Brida. No, non è Don Brida. Budai. Don Budai, scusa, comincio ad avere quasi 50. Brida lo vediamo fra poco. Prima vedremo, così non ci dimentichiamo, la Elda che ci sta aspettando nella sua azienda, quindi anche lì avremo una testimonianza di agricoltura, però chi è Don Budai? Il consulente ecclesiastico della Coldiretti di Udine, perché Coldiretti ha i consulenti ecclesiastici su base provinciale, regionale e nazionale, quindi ogni federazione di Coldiretti ha il consulente ecclesiastico, quindi questo legame diciamo con la cultura religiosa e l'agricoltura. Ecco, dicevo, la religione ha un grande valore, un grande peso per chi lavora in campagna. Scandisce i ritmi fondamentalmente e dà lo spirito, anche perché chiaramente storicamente l'agricoltura è un lavoro faticoso, lo era molto di più negli anni passati, grazie a Dio insomma le tecnologie avanzate adesso sono a supporto delle mani degli agricoltori, però di fatto nella terra ci devi mettere le mani e quindi la forza spirituale è fondamentale. Grazie Vanessa, noi poi ci salutiamo, non so se verrai con noi, così salutiamo Monsignor Brida a Rivignano. Berger, come vedete, si è trasformato, anche lui ha un fazzoletto con dei colori giallo-verdi. Su queste immagini della nostra Beraldo ci fermiamo e adesso andiamo a trovare Elda che ci aspetta nella sua azienda. Eccoci qui, sesta parte e continua questo viaggio in marcia di avvicinamento a San Martino. Mancano 48 ore alla celebrazione per eccellenza che di fatto si affianca da sempre al mondo agricolo. Siamo nell'azienda agricola di Elda, siamo a Bertiolo, dicevi prima il ruolo importante delle signore in agricoltura. Esattamente, il ruolo femminile in agricoltura ha portato innovazione, creatività e entusiasmo, quindi una declinazione dell'agricoltura a 360 gradi, quella parola che ci piace tanto e che viene tanto utilizzata, la multifunzionalità, che vuol dire azienda agricola che fa un sacco di attività, non solo produzione primaria ma trasformazione, fattorie didattiche, fattorie sociali, agriturismo, ristorazione, accoglienza, turismo rurale, quindi tutta una serie di attività di valorizzazione del territorio, dalla terra alla tavola, ma dalla terra al cuore dei visitatori anche dei nostri territori. Eccola qui, un'altra signora, un'altra senatrice, le ho definite così oggi, perché oggi Vanessa Orlando, e ringrazio Anna, che la vediamo, che ci fa le foto, Anna Tosoni, che è tra noi, veglia su di noi. Cara Elda, come va? Un piacere intervistarti dopo tanti anni. Siamo circondati dalle patate. E zucche. Zucche. Già che mi corregge. Certo. Che patate sono queste? Kennebec. E che uso si può fare? Tu che sai far bene da mangiare. Io si può dire che si può fare tutto, perché io li vendo ai ristoranti, li vendo ai negozi e dicono che vanno bene. Poi ci sono diverse patate che sono più dolci, ma io
per me i miei clienti sono Kennebec, con la Kennebec. Come si mantengono? Cioè, le vediamo in quei Ecco, contenitori? li metto nel bin qua, non deve essere tanto caldo, insomma, una temperatura non tanto alta e stanno bene, insomma, nel mio capannone qua stanno bene. Senti, Luisella Bertolini ha questo slogan, staff, donna, impresa. Cosa significa far parte di questa famiglia? Cosa fa? Non è vero? No, mi devi dire tu. No, ho capito, però io volevo dire, io sono da ragazza che frequento la Coldiretti, posso dire militato nevore, fatto tanto, abbiamo fatto tantissime belle cose che adesso ritorno a proporre, ma noi siamo sì. Senti, ero piccolo che ti vedevo con questi colori, quindi tu sei coerente, costante e perseverante. Perseverante, tifosa diciamo, Coldiretti, diciamo così. Senti, ma le donne hanno un peso adesso in agricoltura? Io per dire la verità, il peso in agricoltura l'ho sempre sentito mio, non ho mai avuto, mi ricordo le mie amiche che andavano a lavorare e mi dicevano, ma hai da fare la contadina, Dio buono, lavoro a casa me, lavoro la mia roba, la più grande soddisfazione e ho tanta passione. Senti, E lavoro ancora nonostante l'età. E gli acciacchi? 50? Quanti ne? 70 e oltre. E oltre. Non si dice Non si dice, ma insomma non ho problemi. Senti, ma il San Martino da piccola com'era? San Martino da piccola era che vedevo i contadini che andavano dal quartiere al Plevan, mi ricordo io di questo. Ecco. Quindi finiva la stagione agricola? Sì, si faceva appunto, come si dice, il parroco si dava il cortese, il mese di San Martino e dopo insomma si finiva la stagione, insomma. Dopo si mangiava i cestini. E queste zucche possono finire in padella, ma servono anche da decorazione. No, queste sono solo di padella, non da decorazione. Decorazioni sono altri tipi, ecco, non Dove sono? Ecco queste, e anche meno di picche, ma sono poche comunque. Ecco, no, beh, ma così le mostriamo. Sì. Quindi queste sono da decorazione. Sì, da decorazione, sì. Dobbiamo salutare anche un altro benemerito che celebra le zucche, Bagnari Arsa, no? Madonna, altro che, sì. Il veterinario. Il veterinario, sì. Abbiamo fatto delle belle cose, Bagnari Arsa, Madonna. Ma torneremo a farle. Speriamo. Insomma, ci vuole il vaccino, bisogna il vaccino e dai che i numeri si stanno abbassando. Ma i tuoi primi passi nella nuda terra, quando hai cominciato a farli? Da grandina, 14 anni. E che cosa coltivavi? E quella volta mio papà aveva le mucche, aveva vigna e aveva mais e erba medica. Io adesso faccio ortaggi, io solo ho fatto questo, ecco. Senti, Ero piccola. quindi dobbiamo dire che anche ti sei specializzata anche nella coltivazione dei fagioli. Sì, certo, io mi chiamano la regina dei fagioli a Bertiolo. Allora, vogliamo celebrarli e noi ci spostiamo. E a proposito di fagioli, siamo all'aria aperta. Spiegami che lavoro c'è dietro quelle confezioni. Prima di tutto bisogna essiccarli, metterli nelle tavole, metto nelle tavole a essiccare, poi le curo. È un grosso lavoro però, di manovalanza, e poi li impacchetto. Ho la macchina che impacchetta, diciamo. Quando si raccolgono i fagioli? Luglio, agosto qui secchi, insomma. Che stagione è stata? Insomma abbastanza, non mi lamento, abbastanza, non ottima ma abbastanza, insomma. Senti, una volta con i fagioli si giocava, no? Sì, So che hai coinvolto anche l'asilo, che sono venuti anche i bambini qui. Certo, sì. E cosa hai fatto fare ai bambini? Ai bambini ho fatto che sbucciassero i fagioli e cercassero un colore rosso, in modo che chi era più bravo prendeva quelli rossi e davano un premio, insomma. E con questa splendida immagine della nostra Beraldo salutiamo Elda Tonutti, quindi di Bertiolo, colonna portante di Coldiretti. Ti auguro un buon lavoro, che a te non è mai mancato. No, e lo faccio molto volentieri. Sì. Ma allora lei conosce quella Sì, si può dire il mio braccio destro. Ecco, io ringrazio Bertolini Luisella e quindi grazie per l'ospitalità. Grazie a voi invece Daniele di avervi avuto qua nella mia azienda. Ma la Orlando ha suggerito e io ho preso la palla al balzo. Noi adesso chiudiamo da questa azienda agricola e utilizzeremo il tempo che ci separa dalla sigla con un uomo che di fatto è particolarmente amato, ovvero sia Monsignor
Paolo Brida, il parroco di Rivignano, che ci parlerà del significato appunto di San Martino, un significato al quale in molti dovrebbero prendere ad esempio, insomma, condividere. Andiamo da Don Paolo Brida. Ed ecco, come promesso siamo arrivati a Rivignano, sono con Monsignor Paolo Brida, è un amico di Telefriuli, una conoscenza personale, mi fa piacere chiudere con lui questa puntata che è dedicata al mondo dell'agricoltura. Allora, Monsignore, di fatto il binomio agricoltura e colui che ci guarda dall'alto camminano assieme? Sì, certamente i ritmi anche delle giornate, i ritmi del lavoro dei contadini, degli agricoltori, era in base ai ritmi, diciamo così, della vita della Chiesa. Direi solo la sveglia mattutina con l'Angelus, la preghiera diciamo così, che dava il tono alla giornata, era un legame inscindibile. Addirittura anche i ritmi delle celebrazioni nel passato erano scanditi anche dai ritmi, ad esempio, delle stalle, della mungitura, del regolà, no? L'isbestis, e quindi c'era un legame inscindibile che certamente adesso in questi ultimi anni è un po' scemato, perché se io penso alla mia realtà, al territorio di questa zona, se fino a 30, 20 anche anni fa c'era tutto, la gran parte, l'impegno era nella terra, nel lavoro della terra, con le stalle, con tutto quello che concerne, diciamo, la vita agricola, adesso sì e no, ecco, che contiamo sulle dita di una mano sia le stalle sia gli agricoltori. Anche, se vogliamo, i ritmi della festa del ringraziamento, che vedevano tutto il mese di novembre, tutte le domeniche di novembre, a rotazione nelle varie parrocchie, proprio la festa, la benedizione dei mezzi agricoli, la benedizione, diciamo, soprattutto di coloro che lavorano nella terra. Adesso anche questa è andata un po' scemando, perché ci sono, l'industria un po' ha rubato praticamente poi i ritmi impossibili del lavoro della terra, oggi, ecco, sono un po' più faticosamente perseguibili, diciamo, no? E quindi, però, ecco, il senso dell'affidamento al Signore, il senso anche del ringraziamento per il raccolto, se pensiamo anche, ecco, può essere allargato anche al raccolto che noi facciamo nella vita di ogni anno, insomma, no? Quindi potrebbe essere, diciamo, allargato, ecco, il senso del ringraziamento. Ci sono ancora luoghi dove è molto radicata la festa, qua, a dire il vero, non possiamo dare sempre tutti i colpi alla pandemia, però certamente ha fatto il suo anche quella. Ecco, Monsignore, di fatto il clima sta cambiando. Dio riesce lo stesso a supportare magari gli agricoltori che chiedono meno grandine, più pioggia nei momenti magari siccitosi? Ma certamente non può essere una cosa automatica, no? Non possiamo dire a Dio quello che deve fare, perché altrimenti non è neanche per noi più Dio, ma sarebbe un mago, no? E quindi, ecco, invece il Dio che è amore, che quindi un Dio che sposa l'umanità in Gesù Cristo suo figlio, quindi sposa anche tutte le fatiche nell'andare avanti, sposa tutte le difficoltà, diciamo così, nel senso di dire che lui c'è nelle difficoltà, non è lui che ce le manda e tutto per magia, insomma noi, ecco, quasi terrorizzati lo obbediamo e allora lui ci manda il bel tempo. No, sono i ritmi anche della natura che il creatore ha creato, che forse noi con il nostro egoismo, con un po' anche la nostra diciamo cattiveria alle volte abbiamo rotto, no? Per cui non è mai colpa di Dio se
se viene il bel tempo, il clima che cambia, eccetera, eccetera, ma insomma, sono i ritmi della natura, dei secoli anche e dei millenni, possiamo dire, ma sono anche un po' il nostro modo di agire nei confronti della natura. Monsignor Brida, 5 minuti come al solito, scorrevoli e piacevoli. Chiedo a Vanessa e Anna di raggiungermi qui davanti al Duomo di Rivignano, che Rivignano, lo ricordiamo, ha come santo patrono uno non qualsiasi, ma un certo San Giovanni Paolo II. Io direi di salutarci con il saluto francescano, che pace bene, ma penso che non sia solo francescano. No, beh, è universale, credo, e soprattutto di questi tempi. Pace e bene, pace, ma pace nei cuori, perché qua mi pare che stiamo un po' aumentando il livello di tensione. Direi un momentino moderiamoci, ecco, e veramente guardiamo l'altro come un nemico, non come un nemico, ma come veramente un figlio di Dio e quindi un nostro fratello. E andiamo avanti, pur nelle opinioni, nelle situazioni diverse, nelle idee che abbiamo di avere, ma confrontiamoci civilmente e anche cristianamente, direi. Grazie Monsignore, riferimento chiaramente alle frizioni che ci sono state nelle settimane scorse, vedi movimenti non favorevoli al Green Pass, ma questo è uno dei problemi che affliggono la nostra società. Non esiste per fortuna solo il problema di chi vuole o chi non vuole il Green Pass. Grazie Vanessa Orlando e grazie Anna Tosoni. Grazie a voi per la bella puntata. Tosoni, ti salutiamo, auguriamo la buonanotte. Buonanotte a tutti. Grazie a Coldiretti per il consueto supporto. Noi ci vediamo la prossima settimana perché ne abbiamo tante da raccontarvi, guardando al Friuli di un tempo che va assolutamente mantenuto, onorato e ricordato. Grazie Beraldo, alla prossima.